Sindaco Martini, girano voci di un possibile commissariamento di Rossano Veneto, ma è vero? Ma che io sappia no. E voglio anche rassicurare i miei concittadini. Ad oggi il sindaco Martini è ancora sindaco del comune di Rossano Veneto. Anzi, stiamo lavorando per completare e portare avanti le opere che abbiamo promesso. A proposito del rifacimento degli infissi, tutto il discorso dell'efficientamento energetico delle scuole, con un contributo regionale ed europeo di 1.258.000 euro, la Regione ha già concesso un anticipo per poter cominciare i lavori. La gara la sta portando avanti la centrale unica di committenza all'interno della provincia e contiamo di iniziare i lavori in giugno. Per quanto riguarda Villa Aldina, la gara è stata fatta, verranno aperte le buste il 7 di marzo, quindi tutto procede in modo regolare alla faccia di chi mi ha gufata.